Avremo qui in diretta da Chilarza. Cultura, istruzione, confronto, parole chiave che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto mettere in fila dal primo all'ultimo dei suoi appuntamenti sardi per indicare il percorso che porta al valore più alto, quello della libertà, tappa iniziale all'Università di Cagliari per l'inaugurazione dell'anno accademico, prima l'incontro con le pietre sonore di Pinuccio Sciola, poi durante la cerimonia le frasi del Presidente sull'importanza della cultura, dello studio che deve essere garantito a tutti, del confronto per evitare di far prevalere lo scontro con un riferimento, anche se non esplicito, ai fatti della Catalogna. La libertà chiama un termine che è insieme, un termine che esprime un metodo insieme impegnativo e necessario, perché soltanto insieme le persone, i territori, gli stati, nell'intera comunità internazionale che possono ottenere risultati coinvolgenti, positivi per tutti. Nella prolusione della senatrice a vita e scienziata Elena Cattaneo c'è stato lo spazio per un ricordo di Giulio Regeni, studioso ucciso in Egitto. Dall'Ateneo di Cagliari la riconoscenza al Presidente è arrivata anche con il dono di una medaglia dell'Università. Noi lo ringraziamo infinitamente per questo, perché avere un Presidente della Repubblica che è convinto e crede che la cultura sia l'unico modo per creare sviluppo in una terra, in una nazione, è fondamentale. Imponenti le misure di sicurezza che non hanno impedito al Presidente di stringere qualche mano lungo il percorso. La mattinata è proseguita senza particolari scossoni, ad eccezione della breve contestazione di un gruppo di indipendentisti. Lasciato il rettorato, il Presidente ha raggiunto il museo archeologico, dove a catturare la sua attenzione sono stati i giganti di Monteprama. Poi la passeggiata a piedi con il sindaco Zedda e il Presidente Pigliaru verso la prefettura, prima del pranzo della partenza per Ghilarza, con uno sguardo al panorama dalla terrazza di Castello, l'ultimo saluto del Presidente alla città.